Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Incidente tra un'auto e una moto nella tarda serata di ieri in quel di Palermo, in via Malaspina ad angolo con via Bernabei. Nello specifico un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Renault Clio. I sanitari hanno prestato le cure mediche al motociclista, che è stato trasferito al Policlinico di Palermo. Notte impegnativa quella appena trascorsa nel Palermitano, dove un incendio è divampato in un appartamento a Capaci. Il rogo ha avuto modo di verificarsi in via Zima col personale dei Vigili del Fuoco, che ha impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Sembra che il fuoco sia stato innescato da un cortocircuito partito da uno degli elettrodomestici della cucina. Stava accompagnando i 3 figli a scuola quando ha capito che non vi era più tempo da perdere e si è diretta verso la clinica Triolo davanti la Cala, Palermo. Non ha fatto in tempo a chiedere soccorso ai medici, che ha partorito il quarto figlio in macchina nella Fiat 600. La donna palermitana di 28 anni ha dato alla luce un bimbo di 2 kg e 900 grammi. Dopo alcune settimane di pausa tornano in attività le navi ONG. Geo Barents e Humanity 1 hanno preso a bordo complessivamente 267 persone che si trovavano su imbarcazioni in difficoltà a largo della Libia tra ieri e oggi. Nel corso dell'intervento è giunta anche una motovedetta libica che ha minacciato verbalmente le navi umanitarie, secondo quanto fa sapere SOS Humanity. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.